buon pomeriggio a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. E non è centrato Maurizio, adesso lo centriamo. Perché sei messo male, dovresti venire un po' più in era qui, per poggiare la... Sì, va bene, ecco, così. Ecco qua, oh, così siamo centrati tutti e due. Oggi voglio cantare un brano molto conosciuto in Sardegna, ma anche nel web, insomma nel mondo, Zestue di Piero Marras, che salutiamo e presto lo intervisterò sul mio canale YouTube. Iscrivetevi a proposito e lasciate un like al video se vi piace. Iscrivetevi anche al canale YouTube di Maurizio Gastaldi. Salutiamo tutto il Friuli Venezia Giulia, in particolare salutiamo Sassari, salutiamo tutta l'Italia, ma anche tutto il mondo, perché ci seguono anche dalla Russia. Ho visto che è arrivato un messaggio, però io sono seduta qui, il messaggio è arrivato lì e non riesco a leggerlo. Sicuramente Pier Riccardo di Girolamo, quindi lo salutiamo assieme a sua moglie Marinella S. Poi salutiamo Gigi Nardini, e mi viene in mente il miele di Gigi Nardini. Cercatelo su Google e troverete il suo sito ufficiale, e lì si può ordinare il miele anche con le spese di spedizione gratuite. Conviene, io lo ordino sempre e ordino anche la crema per il corpo, perché c'è un po' di tutto. Andate sul suo sito e vedete. Poi salutiamo Nicoletta Vitale, Ilenia Ciccone e tanti altri, tante persone. Vi abbraccio tutti, non ricordo adesso tutti i nomi, però vi saluto tutti. E adesso iniziamo, un attimo solo che bevo un sorso d'acqua e cantiamo questa bellissima canzone in attesa che venga Piero Marras, o verrà qui dal vivo, oppure gli farò l'intervista comodamente da casa. Vediamo un po', dipenderà dai suoi impegni ovviamente. Io mi renderò il massimo disponibile e vediamo un po'. Zestue! Lumera in Galana chiar vestita ciara, lentore in sa terra bruciata, zestue verano chi fiori su sartu isteto in san neula frida disizzo de turcura squadas zestue ponemi una mano sopra palas e caentami su coro esta carena finalmente esas horas brus malas
Cariño de torturas sentidos, estrina de flores de monte, aura di stagione spadadas, se stue, ponemi una mano sobre palas e caentami su coro esa carena, finalmente esas horas tus malas van a parrere una luz lena. Grazie a tutti, è uscita benissimo, non pensavo, con questo raffreddore ho il naso tutto tappato, qui la gente... Anche Maurizio è raffreddato, l'ho contagiato. No, è da Deve essere che l'ho sputato mentre parlavo. No. Salutiamo Pier Riccardo Di Girolamo, Marinella S dice buon pomeriggio, Veronica e Maurizio, bravissimi, complimenti, dice Marinella S. Grazie mille Marinella, un caro saluto anche al tuo paese, non ricordo di dove sei Marinella, scrivilo per favore. Di dove sei Marinella? Marinella, di dove sei? Ecco, aspettiamo che risponda Marinella. Ah, di Loculi, salutiamo Loculi. L'accento tonico è giusto, Loculi? Maurizio, è giusto, Loculi si dice? Forse è Loculi. È tipo... Aspetta. In certi paesi si pronuncia, allora, dipende. Sì, Loculi. Giusto. Maurizio, ma cosa dici? È da prendere a pappine. Ma cosa dici? Sbaglia l'accento tonico del paese di Marinella S. Oh, va bene, per questo video è tutto. Noi ci stiamo preparando per il concerto che avevamo promesso di fare, lo faremo il 2 di dicembre. Concerto dal vivo qui su YouTube. Per cause di forza maggiore, perché così potrò cantare le canzoni in russo, perché qui a Cagliari non è possibile cantarle da nessuna parte, non me lo permettono, però sul mio canale posso fare ciò che voglio. Quindi grazie per Riccardo, lui dice ci sarò, bene. E quindi siccome ci stanno seguendo anche dalla Russia, quindi vogliamo cantare anche in russo, giustamente, qualcosa. Quindi vi aspettiamo il 2 dicembre, ci stiamo preparando io e Maurizio. Poi a febbraio ci hanno invitato un bel po' di giorni lì a Sanremo. Purtroppo io per questioni lavorative, per questioni anche di animali, ho tanti animali a casa e non li posso lasciare soli, se non per 12 ore va bene, li metto da mangiare, poi vado. E quindi mi posso spostare un giorno solo, quindi andrò a Sanremo un giorno solo, però in un giorno vi farò tante di quelle foto, video, tante cose che ce ne sarà per un anno, insomma. Grazie a tutti, per questo video è tutto e vi diamo appuntamento al prossimo. Grazie.